Ben 5 le gazzelle fuori dal centro di accoglienza di Serravalle. Dentro, i militari di Vittorio Veneto, dalle 9:30 di questa mattina, notificavano delle denunce per maltrattamento a carico di alcuni operatori nei confronti dei profughi accolti. Denunce non a carico del CEIS, bensì della cooperativa Integra, che ha in subappalto il servizio gestionale dell'accoglienza dei migranti, precisa Don Gigetto De Bortoli, presidente del Centro Italiano di Solidarietà. Abbiamo ricevuto la notifica, appunto, siamo così notificati di varie cose, adesso è tutto da vedere. Io posso dire soltanto che abbiamo fatto le cose sempre in perfetta comunicazione e accordo con la prefettura, appunto questo è quello che abbiamo fatto finora. Denunce per maltrattamenti ma anche per comportamenti scorretti e volgari con offese e insulti, specie nei confronti delle migranti. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Treviso, volte a verificare ovviamente la fondatezza degli esposti. È corretto, ma questo stanno facendo gli accertamenti, questa è la notifica che è stata fatta, quindi lei ne sa quasi più di me perché non ne so gli esiti quando non ero presente. E d'accordo col mio avvocato prenderemo posizione domani eventualmente. Queste sono le notifiche su cui tra l'altro prenderà posizione il nostro avvocato, però a un certo punto noi abbiamo preso nota di questo e vedremo quello che succede. Esposti che denuncerebbero una situazione allo sbando con i migranti che al centro di accoglienza non sarebbero adeguatamente seguiti dagli ex tossicodipendenti ed ex carcerati che nella veste di operatori non sarebbero in grado di gestire le problematiche e le situazioni di disagio dei richiedenti asilo. Nemmeno una settimana fa i controlli igienico-sanitari anche della prefettura per verificare che le situazioni all'interno del centro fossero migliorate dopo l'episodio della rivolta di gennaio scorso.